Grab Papa 1 is clear for takeoff. Cento anni si festeggiano solo una volta e siamo orgogliosi di poter festeggiare nel 2023 insieme a tutti i cittadini ovviamente italiani e soprattutto della marca trevigiana questi 100 anni dell'aeronautica militare. Comandante, quest'anno si celebra il 100° compleanno dell'aeronautica militare. Com'è cambiata questa forza armata con il passare del tempo? 100 anni della forza armata hanno visto sostanzialmente un'evoluzione dagli aeroplani di 100 anni fa a oggi pensare di volare con aeroplani unmanned e con razzi nello spazio, quindi una forza armata che si è evoluta costantemente e soprattutto esponenzialmente e che oggi ci vede impegnati sia in patria sia oltre i confini nazionali in molteplici missioni, nell'espressione delle capacità della forza armata, che non sono solo ovviamente quelle della difesa aerea, ma sono, come abbiamo visto negli ultimi anni, anche trasporto in biocontenimento o comunque a supporto della popolazione per tutti gli eventi successi per calamità, e che ci vedono ovviamente impegnati anche con velivoli caccia come l'Eurofighter qui alle mie spalle nei cieli della NATO per l'effettuazione delle missioni di air policing. Il 51° stormo, distanza dall'aeroporto militare di Strano dove ci troviamo, è uno dei 5 in Italia che assicurano la difesa aerea nazionale. Cosa significa questo e poi operativamente cosa cambia? Difesa aerea nazionale è una delle capacità appunto della forza armata che è in grado di esprimere grazie aeroplani come l'Eurofighter alle mie spalle, e insieme alle altre basi siamo i responsabili, è nel nostro DNA quello di difendere lo spazio aereo italiano e della NATO. Spazio aereo che difendiamo insieme ai colleghi delle altre basi, come lei ha menzionato, Grosseto, Gioia del Colle, Trapani ed Amendola, e che vedono sostanzialmente piloti e ovviamente velivoli, ma anche personale tecnico, manutentore, che H24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, sono pronti a decollare in pochissimi minuti per andare a intercettare velivoli che sostanzialmente non fanno quanto previsto nel volo. Quindi lo stormo ha preso da poco più di un anno questa capacità. La trasformazione importante è stata quella di un passaggio a un ritorno, direi, del 51° stormo ad essere H24 aperti e far parte di quella che è la difesa aerea nazionale. Secondo lei, con il passare degli anni e con lo sviluppo di nuove tecnologie, si arriverà ad avere delle flotte senza piloti, oppure la capacità di prendere decisioni immediate da parte dell'uomo resterà sempre fondamentale? Sicuramente da pilota posso confermare che ad oggi la componente umana, e soprattutto con velivoli ad alte prestazioni come questi, è un fattore chiave, è quell'elemento che rende ancora sicuro il volo e la manovrabilità di un caccia ad alte prestazioni. È indubbio che esistono, come lei sa, dei velivoli a pilotaggio remoto che effettuano delle missioni che ovviamente sono complementari a quelle che svolgono aeroplani di questa generazione. Ritengo che la tecnologia, che comunque fa dei passi importanti, sarà gestita bene dai vertici della Forza Armata e dai vertici politici per eventualmente confermare che lo sviluppo che è in essere possa in qualche modo aiutare l'aeronautica militare e assetti come questo, e eventualmente decidere di dare a qualche velivolo una capacità unmanned. Ma ripeto, dal mio piccolo posso dire che la componente umana è ancora un fattore imprescindibile per velivoli ad alte prestazioni. Ecco, torniamo ai 100 anni del vostro corpo. Per questo centenario quali sono le attività che farete? 100 anni che abbiamo iniziato già a inizio anno con diversi eventi, in particolare eventi dedicati specificatamente alla raccolta di fondi a favore dell'AIRC,
che è l'associazione che quest'anno l'Aeronautica Militare vuole aiutare e sostenere per festeggiare in concomitanza con i festeggiamenti dei 100 anni. Il 28 marzo, quindi, è il giorno in cui nacque l'Aeronautica Militare nel 1923, sia a Roma con una grande manifestazione, ma sia in tutte le basi dell'Aeronautica Militare ci sarà un Open Day, per cui la gente è benvenuta all'interno dello Stormo, e per conoscere quello che facciamo, per conoscere che dietro un aeroplano del genere non c'è solo un pilota, ma dietro un caccia di ultima generazione ci sono tanta gente, tanta professionalità, tante competenze che vengono richieste oggi ai giovani che entrano in Forza Armata. Un giovane che vuole poi entrare a far parte dell'Aeronautica Militare, che percorso deve fare? Semplicissimo. Ogni anno vengono ovviamente aperti dei bandi di concorso per diversi ruoli all'interno della Forza Armata, ufficiali, sottufficiali, graduati, e quindi un giovane è esposto a una molteplicità di lavori e competenze incredibile, che spaziano ovviamente non solo a quello di essere un pilota dell'Aeronautica Militare, ma anche essere un assistente di volo, un controllore di volo, un manutentore che mette le mani su velivoli come questo. Parliamo di computer, parliamo di fibre ottiche, parliamo di competenze specifiche, e i giovani appunto ogni anno hanno la possibilità, ragazzi e ragazze, di poter accedere a questi bandi di concorso. Ovviamente è una carriera che impegna il ragazzo da quando entra e poi nel corso del proseguo in studio, molto probabilmente andare fuori i confini nazionali, quindi è una carriera che dà tantissime opportunità che, come ho detto, spesso e volentieri si svolgono non solo nella base dove uno viene assegnato, ma opportunità che vengono anche date al di fuori a volte anche della nazione. I ragazzi sono spesso e volentieri non conoscono la realtà, perché pensano che aeronautica militare significa solamente essere piloti dell'aeronautica militare, ma vi esorto a vedere nei vari bandi quante sono le molteplicità delle competenze, anche per esempio nel mondo del cyber, un'altra specificità che la Forza Armata sta implementando, e ovviamente quello che è il futuro. Il futuro sono aeroplani di ultimissima generazione, computer quantistici, satelliti e eventualmente anche spazio. Non a caso il 51esimo Stormo era lo Stormo di Samantha Cristoforetti, che era uno dei piloti che era transitato qui qualche anno fa.